Il lunedì pomeriggio, dopo aver finito palestra, mi sono messo come al solito a cazzeggiare su Instagram e ho visto un reel di questo artista veneto che si chiama Marco Martalar, che fa delle strutture fatte in legno, perché nel 2018, il 28 ottobre, c'è stata la tempesta Vaia. È stata una fortissima tempesta che ha colpito tutta la parte veneta e del Trentino soprattutto, distruggendo un sacco di alberi e radendo al suolo un sacco di posti veramente fighissimi. Quindi lui cosa ha deciso di fare, il genio di Martalar? Ha deciso di raccogliere nel raggio di 1 chilometro o anche meno tutti i pezzi di legno, o almeno quelli che gli servivano per creare la propria costruzione, e nel giro di un paio di mesi creò per la prima volta un animale che era il leone alato. Ha deciso di ricordare questa totale distruzione per colpa di questa tempesta tramite questa scultura di legno, questa mega opera di legno, e grazie a lui il turismo ne ha beneficiato, perché tantissimi turisti e tantissime persone anche del posto andavano a vedere, diciamo, questa bellissima opera. Da lì decise di creare un sacco di altre sculture fatte di legno in diversi posti del Veneto e anche del Trentino. Quindi ho detto, per forza devo andarli a vedere, perché non farci una serie e mostrarvele una a una? Quindi cosa è successo? Ho radunato come al solito la mia compagnia. Comunque, dato che la compagnia non è mai troppa, abbiamo aggiunto 2 ragazzoni che sono Nicolò con un R7 che la vedete qua davanti, il buon Ale con il suo KTM 1290 Adventure. Io comunque vi lascio alla mia intro. Vi ricordo che se volete anche venire a fare questo giro turistico potete anche scrivermi nei DM, quindi followatemi su Instagram e iscrivetevi anche al canale e mettere like a questo video, perché vi ricordo che è tutto gratuito, è gratis. Finalmente siamo arrivati in Vastagna, andiamo a fare subito i tornantelli. Questa strada qua mi sa che l'abbiamo fatta il primo giorno del tour a Salisburgo. Mi sa proprio di sì, non mi ricordavo. Scrivete nei commenti se vi ricordate anche voi così, oppure se non avete visto quel tour che ho fatto. Cazzo, dovete andarlo a vedere, il tour a Salisburgo è tanta roba, con l'intro post strafiga. Eccoci qua, e da qua comincia la salitona del costo della Vastagna, possiamo dire così. È un costo che diciamo che non è come il costo ai tornanti stretti, molto stretti, è un costo strettissimo, ecco, molto tecnico. Dovrebbe esserci tipo una ventina di tornanti da quel che so. Mare robetta. Siamo già belli alti, perché è molto ripida. Già, ci sono altre moto adesso che ci penso, o altre macchine. A few moments later. E dopo aver fatto circa 22 tornantini siamo arrivati a Foggia. Ed è un gran peccato che io ieri sera chiamo e non mi risponde nessuno per 40 minuti. Così a caso decido di aprire Instagram, andare sulla pagina della bruschetteria Tre Scioppi e sfortunatamente sono chiusi per un periodo. Qual è? Proprio questo. All'altezza di Foggia abbiamo cominciato anche a salire ancora di più, stiamo andando veramente alti. Forse siamo alla prima tappa di questa di questa miniserie
cioè l'aquila di Vaia. Andiamo subito a vederla. E proprio nell'ultimo periodo, probabilmente tra 2 settimane fa, c'è stata un'altra tempesta bella grossa che ha distrutto un'ala dell'aquila, e quindi da quel che ho letto lo scultore, l'artista, sta andando proprio in questo periodo a rifare le 2 ali, perché ha constatato che il peso e la forza, diciamo, del vento è troppa per la struttura che aveva creato. Comunque, finché arriviamo, vi ricordo anche che l'aquila, ovviamente, quindi l'uccello, l'aquila, è il simbolo del Trentino, e quindi è stato fatto proprio apposta anche l'aquila. Vi rendete conto dove siamo? Ma che robetta, cioè meglio di così. Intanto io devo stare attento perché comunque la strada non è ottima, ovviamente ci sono molte buche, però va che robetta, guarda dove vi sto portando, dentro i boschi, dove pochissimi youtuber si dirigono, cioè veramente, perché a volte ci sta a correre, ma anche delle volte ci sta anche mettersi il proprio giubbottino con i propri rinforzi, gomitiere, tutto quello che serve per la sicurezza, e andare a fare un bel giretto tranquillo così in mezzo alla natura. È veramente tanta roba la moto. Benissimo, giù il casco. Oddio, questo non lo sapevo. Comunque siamo appena arrivati a Marcesina, infatti si chiama l'Aquila Vaia di Marcesina, perché siamo proprio a Marcesina. Mamma mia. Abbiamo fatto di tutto: strada, terra, enduro, sassi, strada bianca. Comunque, come potete vedere, questi sono gli effetti di quella tempesta. Guardate, ci sono pochissimi alberi, tutti distrutti. Ovviamente hanno dovuto ritagliare perché alcuni stavano cadendo e quindi non era sicuro, altri sradicati proprio dal suolo. E dai, vorrei ritornare tra un bel po' di tempo e rivedere tutta la radura piena zeppa di alberi. L'Aquila Vaia, l'aquila in legno più grande d'Europa. Uè, che robetta. Beh, allora vi faccio un po' da tour. Ci fa da guida, vai. Operator. In pratica, cosa ha fatto? Nel 2018 c'è stato questo. Aspetta, dai, ascoltate. È dura, eh? C'è stata questa tempesta mega iper in tutto il Veneto e Trentino, e sono devastati, come vedete, tutti gli alberi. Wow. E quindi un veneto, che è un artigiano, scultore, fa un sacco di robe artistiche. Si chiama Ricchi? No, si chiama Marco Martalar. Cosa fa? Ha deciso di prendere e andare in diversi punti di tutto il Veneto e del Trentino, e nel raggio di 1 chilometro prendere tutti i pezzi di legno devastati dalla tempesta e creare questi animali. Per esempio, questa è l'aquila in onore del Trentino, perché come per il Veneto il leone è il simbolo, diciamo, del Veneto, del Trentino c'è l'aquila. E di quest'aquila c'è tutta una struttura in ferro, e sono stati messi tipo 1800-2000 pezzi di legno con non so quante viti per ovviamente costruire il tutto. Eh già, questa è una delle tante che ha fatto. L'aquila. Voglio provare che vista. Abbiamo fatto un po' di enduro con le moto per qualcosa. Sì, no, è vero. Peccato che non l'ha rotta.
Ok, quindi qualche parere? Una figata. Tanta Roma. Bello, bello. Esatto, in moto è un po' difficile arrivarci. Sì, infatti abbiamo fatto una strada veramente tortuosa come avete visto, però dai, diciamo che ne è valsa la pena, si può fare. Una volta si può fare, dai. E con le muccone che ci fanno da sfondo, che tanto dobbiamo anche andare pianino. Ciao ciao! Guarda che belle grosse che sono. Che ci fanno da sfondo, vi dico il prossimo itinerario, che è il prossimo punto, che è in pratica... Momento! Dato che siamo arrivati già a un buon minutaggio, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento e mettere mi piace a questo video. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, forse, oppure a un altro video, come al solito il venerdì dalle 18 alle 18:30. Un saluto, ciao!